Sanità pubblica la priorità per tutte le fasce d'età, la preoccupazione maggiore invece è il carico fiscale, la difficoltà nel trovare personale e il clima. Tra i giovani poi serpeggia anche un po' di sfiducia nel futuro. Per un giovane artigiano su due la situazione economica italiana è in peggioramento. Questa è la fotografia amara scattata da Confartigianato Imprese Veneto, che ha tratteggiato il sentiment degli artigiani veneti in un percorso di ricerca curato dal professor Paolo Feltrin. 600 questionari compilati da piccoli imprenditori. Ecco cosa è emerso. Attraversa tutte le età e pone la sanità come necessità primaria a livello regionale, ma subito dopo abbiamo quello che invece sono le tasse, sono la burocrazia, sono tutti quelli balzelli che rendono difficile, soprattutto nei nostri tempi, la vita da imprenditore artigiano. Dalle risposte emerge anche il ruolo della politica. Europa e governo centrale sembrano distanti, gli occhi degli artigiani veneti invece sono tutti puntati sulla regione. Abbiamo visto anche con le votazioni dell'8 e 9 giugno, dove circa il 69% degli intervistati non è andato a votare. C'è una disaffezione sui partiti, sulla politica centrale, cambia a livello invece locale, dove emerge che ovviamente il rapporto tra il politico e la gente e le imprese è molto più vicino, e questo aiuta a tenere dialogo, a tenere rapporto e quindi a condividere quelle che sono le necessità, sia a livello comunale, provinciale e quindi quello che noi vogliamo a livello regionale. Insomma, gli artigiani alla politica e alla regione chiedono meno ideologia, più pragmatismo. Le imprese vogliono misure concrete per lavorare meglio, meno tasse, meno burocrazia, più personale formato e una sanità che funzioni. Noi auspichiamo che il rapporto fra le categorie economiche e il nuovo governatore sia prioritario su tutto.